Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ma noi siamo pronti anche quest'oggi, questa settimana? Buongiorno. Sì che siamo pronti, buongiorno, benvenuti, questa è la puntata nuova, nuovissima di Made in Polesine. Io sono Davide Stefanelli, Leandro Maggi. E lui è Leandro Maggi, ancora buongiorno, benvenuti, e naturalmente su Radio Diva, su Radio Colbe Rovigo e Made in Polesine Web TV. Abbiamo detto tutto. Come diciamo sempre, in ogni lago, in ogni... Sì, in ogni questo centro. lago insomma. Vabbè, dai. Un po' rotto le balle questo lago, però dai, vabbè. Allora, i titoli di oggi, andiamo Vai. subito. Allora, laudato sì, mio Signore. E qua sembra quasi di essere in chiesa, insomma. Secondo titolo, o coronavirus o fame. E qua un altro titolo allegrissimo. Poi, Miracolo Mose, questa è una nota sicuramente positiva. DPCM, ti voglio bene. Ti voglio poco bene. Onestamente ti vogliamo poco Però, bene. insomma, e poi ultimo, ma non ultimo, tampone baby in arrivo. Nel senso, sarà un tampone per i bambini o sarà un mini tampone per tutti quanti? Vabbè. Ve lo diremo. Lo scopriremo solo vivendo. Dai, allora ci prepariamo tra pochissimo qui per iniziare Made in Polesine. Allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine, ovviamente. Primo argomento che andiamo a trattare, laudato sì, mio Signore. Ma perché questo titolo ecclesiastico? Dai, perché questo titolo? Dai, senti. Nel pomeriggio del 4 ottobre 2020 a Rosolina, all'interno del giardino di Porto Caleri, c'è stata la presentazione di questo giardino Laudato sì, che è praticamente una piattaforma dove si possono raccogliere le persone in preghiera, il tutto per celebrare la costruzione, sotto la direzione del famoso architetto Mario Cucinella, del The Living Chapel, il secondo manufatto. Come lo dici tu, guarda. Sì. Oh yes. Vogliamo ripeterlo perché The Living Chapel. Che non so se si dice così, però speriamo si dica così. Insomma. Sembrava più una roba da Striscia la notizia, ciappette. Vabbè, dai. Che è il secondo manufatto, il primo si trova a Roma, del progetto di Papa Francesco Giardino Laudati Sì, un'iniziativa voluta fortemente dai comuni dell'area del Tizia. Che dire, innanzitutto bella cornice, bello qua, bello là, fatto sta che il pubblico non poteva vederla. Praticamente ci si vedrà in TV, si vedrà probabilmente su Rai 3 e probabilmente su Canale 2000, però uno spiegamento di forza straordinario. Allora, tra l'altro c'era concerto per l'ecologia integrale accompagnato dall'orchestra ritmico-sinfonica italiana diretta dal maestro Diego Basso, nonché da Art Voice Academy e Opera House, con la presenza del cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero. Insomma, c'era un sacco di gente, però non c'era il pubblico. Allora qua stiamo arrivando sempre di più al virtuale. Quindi già il Covid ci aiuta a far tutto virtuale e non riusciamo a vedere le partite, e non riusciamo a vedere questo, e non riusciamo a vedere quest'altro. E praticamente, vedi quanto triste è. Questo lo vedremo solamente in TV. Questo si vedrà solo in TV. Io ho rubato qualche immagine, però effettivamente è un peccato, anche perché sicuramente tutto questo sarà costato qualche decina di migliaia di euro e penso di essere anche abbastanza leggero sei andato cauto insomma. Sì, perché per me, ma ci siamo. Ha invitato una super orchestra, ha invitato un super tenore che, aspetta che leggiamo il tenore, sennò dopo si arrabbia. Non lo trovo. Comunque c'erano veramente personaggi di peso, oltre il cardinale, oltre a tutti i prefetti del mondo, oltre a tutti i sindaci di tutto il Polesine, e quindi roba che è costata tantissimo, ma è diventata virtuale. A questo punto fatela dentro in uno studio televisivo, e così un bel chroma key, siamo a posto, abbiamo già risolto il problema. Vabbè, ma questo è perché sono un polemicone. Ma appena proprio sì, così, un tantino così proprio. Sono un polemicone. Comunque sappiate che vicino al Giardino Botanico a Caleri, in provincia di Rovigo, a Rosolina, c'è questa piattaforma, questo giardino Living Chapel,
che il secondo manufatto appunto voluto fortemente da Papa Francesco, che tra l'altro ha fatto un saluto anche durante l'Angelus di domenica. Peccato però che io sono non molto l'abbia visto critico. nessuno. Mi sarebbe piaciuto È un andare peccato senza però problemi. che non l'abbia visto nessuno sta cosa. Esatto, vabbè. solo virtualmente. Solo virtualmente. Prossima volta, bel studio, chroma key e risparmiato un bel po' di miliardi. Ok, ci vediamo tra pochissimo per il secondo argomento di oggi. E siamo così rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. E adesso, allora, secondo titolo, o coronavirus o fame. Allora, perché abbiamo usato questo Sì, titolo qua? è un po' estremo, però Allora, praticamente sentiamo sfruttiamo un titolo che veramente avevamo trovato sul web, penso su Dagospia. Chi non muore di coronavirus muore di fame. E qua andiamo sui dati che sono veramente preoccupanti. Sono già 250.000 i posti di lavoro andati in fumo con la pandemia soltanto nel settore del turismo. I dati orlo sul lavoro tra giugno 2019 e lo stesso mese di quest'anno mancano all'appello 841.000 occupati. E quando verrà meno il blocco di licenziamenti imposto dal governo sarà una strage di dimensioni mai viste. E questo qua è il primo impatto. Allora, e proprio ieri sera vedevo un programma televisivo dove dicevano: questi qua sono gli annunci, però siccome gli annunci vengono fatti prima, uno può anche prendere le misure. Sì. Perché dicono giustamente, quando ci sono i tornadi in America, che lo sanno una settimana prima, la gente comincia a difendersi, o chiude tutte le tapparelle, o Comunque si ripara, organizza la gente, e invece dai. di esserci migliaia di morti c'è qualche decina, quindi sapendo le cose prima si possono prevenire. Si può limitare di molto. Visto che abbiamo capito che quando finirà appunto il blocco dei licenziamenti da una parte, che sarà un inverno di lacrime e sangue dall'altra, bisogna prendere dei provvedimenti. I provvedimenti, secondo me, si prenderanno solamente se riusciremo a farci dare un bel po' di soldini, come hanno detto, con Recovery Fund. Sì. Oggi ho la lingua un po' impastata, poi mi sto mangiando anche il microfonino. Ti piace? Sì, mi sto mangiando anche il microfonino. E poi mi fai parlare in inglese, che io sono abituato a parlare in spagnolese. Io non ti faccio parlare in inglese. Sei tu che vuoi farlo. I titoli te li trovi tu poi addirittura. Quindi volevo dire, colpa a me. Cari governanti, è proprio di ieri la notizia, anzi è di giugno, però è venuta fuori anche ieri prepotentemente, che per esempio in 10 anni non siamo riusciti a spendere 76 miliardi di contributi dell'euro, Sì. dell'UE, dell'Unione Europea. E quindi adesso ci arriveranno sta botta di miliardi, almeno che hanno promesso, eccetera, e giustamente pretendono che ci siano dei progetti e altro. Facciamoli arrivare, cari nostri governanti, facciamoli arrivare e diamo una supposta, o se no una bella puntura di adrenalina a tutti i nostri artigiani, commercianti, è una cosa molto strana che non siamo riusciti noi italiani a spendere questi soldi, perché appena arrivano di solito spariscono, e Comunque, allora, su 78 sembra miliardi, un controsenso veramente micidiale questo su qua. 78 miliardi 44 è stato speso il 37%, mi sembra che 44 miliardi sono lì in stand by e a fine mese, a fine ottobre, non avendoli usati, dobbiamo restituirli. Quindi, siccome sappiamo arriveranno centinaia di miliardi di fantastilioni, di fantastiliardi, eccetera eccetera, cerchiamo di portare dei progetti interessanti, buoni, che l'Unione Europea non possa dirci di no, e cominciamo ad aiutare veramente le aziende. Ripetiamo, 250.000 sono i posti di lavoro andati in fumo, e si parla che in un anno 841.000 occupati in meno, e poi c'è il blocco dei licenziamenti che fra poco viene eliminato e sarà un bagno di sangue. L'hanno detto, l'hanno annunciato, non lo stiamo ripetendo, ma chi siamo noi? Quindi, cari governanti, che proprio l'altro giorno eravate in 10 per votare delle leggi con la scusa che qualcuno era malato di Covid, c'erano 26 persone nel Parlamento, quindi tutti ammalati di Covid. Ecco. Sembra una cosa molto ma molto strana. Sono molto arrabbiato molto. oggi. Vabbè. Non facciamo una puntata sul Polesine, stiamo facendo una puntata generale e mi incazza ancora di più. Ok. Non poteva essere che così. Vabbè. Dai, allora, esaurito anche questo nostro secondo argomento, ci sentiamo tra pochissimo per continuare in Made in Polesine. E siamo sempre noi, siamo sempre gli stessi, siamo io, Davide Stefanelli, lui, Leandro Maggi, e questo è Made in Polesine. I chip e chop della radiofonia. Dell'etere. Dai, allora, terzo argomento, miracolo Mose. Ma questo Mose ha funzionato? Ha fatto qualcosa? Sembra di sì, qualcuno dice allora, di no.
Miracolo Mose. Miracolo. Finalmente, dopo aver speso Dal titolo dovrebbe aver fatto qualcosa. Dal titolo no, da quei 6-7 miliardi di euro che si sono spesi, di cui 1 miliardo di tangenti e un altro miliardo che si è messo in saccoccia qualcuno, stavi a guardare. Sì, è vero. Finalmente il Mose l'hanno provato e l'hanno messo in funzione. Tra l'altro abbiamo degli amici noi comuni Sì. che ci stanno lavorando e ci dicevano che effettivamente è un'opera gigantesca, quindi forse li merita tutti i soldi senza le tangenti. Le tangenti sono a parte. Vabbè, quelli che sono stati rifinanziati praticamente, sì, gli altri sono andati in cavalleria, come si dice. Vabbè, dai. E quindi l'hanno provata e siccome sono stati come Mosè, sono riusciti a fermare il mare, una roba grande, importante. Però il giorno dopo, la domenica, mi sembra sia stato il sabato che hanno fatto il blocco, il blocco. il collaudo. Però il giorno successivo non è stato messo in moto. E naturalmente scandalo su scandalo, tutti sono arrabbiati, però spieghiamo perché nel nostro piccolo, perché non l'hanno messo in funzione il giorno dopo, perché il Mose a regime si dovrà alzare con una previsione di marea di 110 cm, ma per ora verrà sollevato solo in emergenza per le acque alte sopra i 130, quindi vuol dire che l'80% di tutte le maree, di tutte le acque alte rimarranno uguali, paro paro. Allora, per questo sabato le dighe sono state alzate e hanno difeso la città da una marea di 132 cm. Domenica, infatti, c'erano 100 cm e sono state giù, e infatti c'era l'acqua alta. La basilica, ricordiamo che è una delle cose più straordinarie della piazza di San Marco, ma soprattutto anche delle più preziose, si allaga con 65 cm e la piazza con 90 e mezza coperta. Ma il Mose, e qua arriva la magagna, non si può alzare troppe volte perché chiuderebbe il porto. Allora, aggiungiamo anche per onore di cronaca che non si può bloccare in ogni caso la marea, perché si bloccherebbe anche o si intaccherebbe sull'ecosistema, probabilmente la laguna ha bisogno di questo flusso su e giù del mare, eccetera eccetera eccetera. Però ecco, se però il Mose non viene usato perché bisogna privilegiare il porto, anche questa è una cosa da rivedere e da ritoccare, da perché risentire. l'abbiamo fatto, poi alla fine qualcuno si chiederà se poi non si può usare tutte le volte che necessita, insomma, perché sembra che già con i 100-110 centimetri, no, addirittura la basilica fino a 65, fino a 65, quindi si allaga, e quindi lasciamo allagare la basilica, perché non si può usare tante volte il Mose. Questa sembra una cosa che non ha senso, insomma. Vabbè, ma chi siamo questo noi? è il nostro modo di vedere le cose, insomma, ma mi sembra che sia abbastanza logica, però dai. Però chi siamo noi? Comunque questi qua sono i dati del Mose, quindi se qualcuno vi ha detto ma perché non hanno acceso il sabato, perché c'era troppo poca acqua alta. Troppo poco alta. Sembra, è un ossimoro. Sì, va bene, vabbè, dai, che non so cosa vuol dire, ma vabbè. Andremo a vedere su Wikipedia. Vabbè. Ci sentiamo tra poco, dai. Una volta rientrati dopo un po' di musica, qualche blocco pubblicitario, e adesso partiamo con questo nostro penultimo titolo. Parliamo di DPCM, Ti voglio bene. Ma allora, finalmente, spiegami, tutti questi titoli, spiegami cosa vuol dire. Perché oggi ero fantasioso, ero creativo. Allora, non cretino, creativo. No, creativo. No, ma io non l'avevo neanche pensato. Sei stato tu che vabbè, ti ho anticipato perché ti ammassa carogna, come si dice in dialetto. Ti sei, come dice, ti sei Ecco. autocelebrato. Vabbè. No, io non volevo dirlo, però dai. Vabbè. Ok, vai. Allora, DPCM del governo finalmente è stato annunciato già sabato scorso, finalmente oggi è venuto fuori che allora mascherine obbligatorie, però se fate ginnastica, se fate attività sportiva non c'è bisogno, ma in ogni caso vabbè, le mascherine abbiamo abbiamo stabilito, discorso, abbiamo stabilito usa termini se sei sicuro. Abbiamo stabilito che le mascherine possono servire, specialmente quando c'è il naso fuori. Il 90% c'ha il naso fuori. Comunque sappiate che le mascherine bisogna anche coprire il naso, altrimenti non conta niente. È come se non ci fosse. Però ci sono altre cose che un pochino ci fanno un po' pensare. Allora, innanzitutto che chi viola i divieti avrà multe fino a 1.000 euro. Allora, secondo me è abbastanza eccessivo, perché fai una multa, 1.000 euro, insomma, 1.000 euro perché non c'è la mascherina.
mi ricordo durante il lockdown in febbraio, marzo, probabilmente in marzo, quel povero Cristo che stavano correndo i poliziotti in spiaggia, che era da solo, poteva inquinare solo se stesso, e c'erano un paio di poliziotti che uno a destra e uno a sinistra volevano prenderlo come Starsky e Hutch. Quindi secondo me le multe fino a 1.000 euro, impiegare anche l'esercito per questo è abbastanza eccessivo, anche perché onestamente l'esercito lo userei, come si dice? Facciamo un balzerino. Vabbè, l'esercito secondo me sarebbe indispensabile anche per fare altre cose, per esempio bloccare gli spacciatori, eccetera eccetera. Vabbè, ma chi siamo noi? Di lavoro ce n'è sotto questo aspetto. Poi tamponi da chi arrivi in 8 paesi. Io faccio un esempio mio personale: mia figlia, che abita a Berlino, è venuta a trovarmi e è partita proprio ieri. Il giorno prima la compagnia aerea e l'ANEI gli manda una mail che bisogna fare il tampone, altrimenti rimane a piedi. Allora telefoniamo a tutte quello che ai carabinieri, abbiamo telefonato all'aeroporto di Bologna, che si imbarcava a Bologna, abbiamo telefonato anche a persone che lavorano, nessuno sapeva niente. Fatto sta che è arrivata all'aeroporto, nessuno risapeva niente, e con un semplice autocertificazione l'hanno fatta passare, e quindi non è successo niente. E quindi bisognerebbe, secondo me, prima di fare gli annunci, sapere le persone come si devono comportare. E poi, se tu compagnia aerea mi scrivi il giorno prima con una mail, che tra l'altro non è neanche obbligatorio leggerla, e che il tuo volo, se non c'hai il tampone, viene sospeso, è una cosa, una lesione anche alla libertà delle persone, e questo è un'altra cosa. Poi maggiori controlli anti-movida, quindi anche qua assembramenti sempre più ridotti, e anche qua una botta qua sul capo o sulla garrotta per chi fa spettacoli, per chi ha locali, eccetera eccetera. Fortunatamente non hanno bloccato, fatto il coprifuoco alle 23, alle 11, sì. Quindi si può andare avanti. E poi balli vietati e limitazioni agli eventi. Gli eventi in posti chiusi massimo 200 persone, all'aperto massimo 1000 persone, e a chi piace ballare, in Srangia non si balla. A casa, si balla a casa. Fate delle festicciole che poi non si potrebbero fare neanche queste, feste private, poi insomma qualcosina, dai. Tanto vi dovevamo. L'unica cosa, secondo me, che mi sta un pochino qua sul groppone, sono le multe, che fino a 1.000 euro per me sono eccessive, e anche l'esercito per questo. Ma chi siamo noi per dire queste cose? Noi per dire questo? E caspita, noi siamo qua, possiamo anche dirlo. Noi possiamo dirlo perché? Nel senso, possiamo dirlo, possiamo esprimere la nostra opinione. Sai perché? Insomma, sarà giusta o sbagliata? Perché siamo dei boccaloni. Boccaloni, detti boccalloni. Siamo dei boccalloni con 2 L. Vabbè. Allora, tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Sì, miei cari, questo è l'ultimo argomento di oggi di Made in Polesine. Restiamo quasi in tema, insomma, questo coronavirus. Allora, si parla di tamponi baby in arrivo. Cosa vuol dire? Allora, innanzitutto che saranno tamponi non invasivi, che daranno in pochi minuti l'esito, e quindi molte regioni si stanno organizzando. La prima di queste è il Veneto, quindi è una buona notizia, questo qua ci fa piacere. So per certo che fra poco, il 14-15 di ottobre, saranno disponibili perlomeno nelle scuole di Taglio di Po e Portoviro, quindi sì. Questo è una buonissima notizia. Ma la buona notizia, secondo me, è che se un ragazzino è positivo, in aula faranno l'esame per vedere se anche gli altri sono positivi, quindi per evitare che tutta la classe si debba ritirare in casa in quarantena aspettando i tempi biblici del tampone, eccetera eccetera. Questa è una buona notizia. Questo, ogni tanto parliamo anche bene di quello che fanno i nostri governanti. Questo qua, visto che tra l'altro per primo lo sta facendo il Veneto, chapeau, bravi, ci voleva, questa è una buona notizia. Sicuramente sì, insomma. Anche perché chi ha fatto il tampone dicono che effettivamente con il cotton fioc lungo che arrivava sino al cervello, quasi, praticamente ti arriva al cervello, è abbastanza invasivo. Per chi ce l'ha poi? Chi ce l'ha, esatto. Chi non ce l'ha è agevolato, esatto, perlomeno una fortuna devono averla. Fatto sta che appunto per un bambino decisamente è una cosa invasiva, che sicuramente se la ricorda per un po'. Invece questo tamponcino e questo esito veloce, chapeau ai nostri governanti, alla nostra regione, che per prima è riuscita a fare questo. Una buona notizia. Abbiamo chiuso con una buona notizia. Ogni tanto. Una settimana che stiamo appunto descrivendo oggi, che effettivamente di buone notizie non ne ha.
Proprio questa mini proprio ci stava, dai. Vabbè. Questa baby notizia. Questa dai. baby notizia, Ecco. infatti il tampone baby. Quindi, dai. Lo dice la parola stessa. Dai, tra pochissimo allora per i saluti finali. E allora siamo veramente nella fase conclusiva della puntata di oggi di Made in Polesine. Però io prima sentivo nei nostri corridoi qua Leandro Maggi che stava un po' chiacchierando di qua e di là e ho sentito di questo nuovo programma che si chiama Capitani Coraggiosi. Ho sentito bene? Hai sentito bene? Dai, ci vuoi spiegare allora di cosa si tratta? Allora, tanto comincerà a novembre, non so se la prima o seconda settimana, su Prima Free. La Prima Free sappiamo è la televisione anche nostra amica che Sì. trasmette su Digitale Terrestre 116, ma soprattutto prende quasi tutta Italia, perlomeno fino a Roma viene vista e ripetuta. Quindi ci fa piacere questo programma, che sarà un programma su tutte le attività del Veneto e magari anche con una sbirciatina nella vicina Emilia, dove parleremo e tratteremo della storia di qualche azienda che si è distinta in maniera importante. Quindi sarai tu il conduttore ufficiale? Io sono il conduttore, sono anche il produttore, perché Anche produttore. è una mia idea, un mio format, e quindi me la tiro. Va bene, no, insomma, Me la tiro un po'. ognuno fa quello che è capace di fare. Insomma. Tu Esatto. sei capace di fare il conduttore, sei capace anche di fare la produzione, quindi tanto di cappello. Dai, Ti insomma, voglio bene, Davide. Ok, Ti va voglio bene, bene, va va bene. Ok, quindi mi raccomando, o la prima o la seconda di settimana di novembre su Prima Free Leandro Maggi con Capitani Coraggiosi. Stiamo Ok. già girando per il nostro territorio, quindi se vedete le nostre telecamere sappiate che se vedete qualche drone che gira sui capannoni, sulle le zone industriali eccetera, sono io. Vabbè. Dai, allora ci sentiamo la prossima settimana come sempre su Radio Diva, anche su Radio Colbero Vigo e anche su Made in Polesine Web TV, che è la nostra web TV ufficiale, insomma, ecco. E quindi un ringraziamento particolare a tutti voi che ci avete seguito anche in questa puntata, questa settimana, quindi da parte mia Davide Stefanelli, Leandro Maggi, vi auguro di un buon fine settimana e noi ci sentiamo giovedì prossimo e il nostro classico countdown come sempre 3, 2, 1, Chapeau, ciao a tutti. tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.